La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nei confronti di Renato Rossi, 69 anni, di Martellago, condannato in appello a 30 anni di pena per l'omicidio di Ezio Stankovic, manager della Moncler di Rubano, assassinato a colpi di pistola la notte del 1° febbraio 2016 a Tre Baseleghe, poco distante dagli uffici della ditta in cui lavorava. La sentenza della Cassazione è definitiva e chiude il caso. Renato Rossi, in primo grado, aveva scelto il rito abbreviato che gli ha consentito uno sconto di pena. Nel 2018 l'appello aveva confermato la condanna a 30 anni e ora anche la Cassazione. Rossi uccise il manager con 3 colpi di pistola alla testa, al culmine di una discussione avvenuta nell'auto della vittima. Un omicidio per motivi economici, visto che Stankovic aveva prestato 20.000 euro a Rossi, che non era più in grado di restituirli. I due uomini si erano dati appuntamento nel tardo pomeriggio di quel 1° febbraio, fuori dalla sede della Moncler di Tre Baseleghe. Il manager aveva invitato Rossi a salire a bordo della sua auto per parlare, ma fatti pochi chilometri la lite era degenerata. Rossi, sceso dall'auto, aveva con sé una pistola e a bruciapelo aveva sparato alla tempia di Stankovic.